furti di mezzi agricoli in provincia di Treviso, ormai è emergenza, l'ultima razzia a Vittorio Veneto, vertice in prefettura, gli agricoltori esasperati, molte aziende in ginocchio dopo i saccheggi. Reddito e quota 100, è negativo il giudizio del mondo sindacale produttivo della Marca, nel trevigiano 15.000 potenziali aventi diritto al reddito e 5.000 alla pensione a 62 anni. Meno multe ma ancora troppi abusi nell'utilizzo del pass invalidi e poi in arrivo la stretta sui permessi per le ZTL, il bilancio di un anno di attività della polizia locale. Continua la battaglia degli imprenditori contro la cancellazione del Frecciarossa per Roma, la spiegazione di oggi da Trenitalia fa arrabbiare ancora di più le categorie. Saldi, segnali positivi a sorpresa nella Marca, i negozi dei centri storici reggono il confronto con i centri commerciali. Montagna devastata, sale a 3 milioni di euro il totale dei versamenti nel conto corrente aperto dalla Regione. Il grazie del governatore Zaia è una generosità commovente. Dall'intervista Dario Fo a quella a Giorgio Almirante, questa sera alle 21:15 nuova puntata di 40, il programma di Antenna 3 con le immagini storiche dei nostri territori. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano la cronaca con i furti di trattori in provincia di Treviso, ormai è emergenza. L'ultimo furto a Vittorio Veneto, ma sono decine i mezzi rubati negli ultimi 2 mesi per centinaia di migliaia di euro. Vertice in prefettura e la prossima settimana un comitato ordine e sicurezza ad hoc per fronteggiare un fenomeno che sta mettendo a rischio l'attività di molti imprenditori del settore. Sentiamo. Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi e ho visto che manca tutto. 3 trattori. 3 trattori. Il furto subito a fine novembre dall'azienda agricola Masona Torreselle di Piombino Dese, Campania e anche nella vicinissima Badoere, ha aperto una stagione drammatica per le aziende agricole della Marca. I furti di trattori, mezzi che costano anche 100.000 euro, non sono più casi isolati ma si contano a decine. 3 trattori a Cessalto, bottino oltre 250.000 euro, altrettanti a Motta, 2 a Resana, ritrovati questi ultimi grazie al GPS in un camion con targa rumena pronto a partire per l'Europa dell'Est. L'ultimo furto è notizia di queste ore in un'azienda agricola di Vittorio Veneto, una recrudescenza di colpi che ha portato la Coldiretti di Treviso a chiedere aiuto alla prefettura con il presidente Giorgio Polegato che ha incontrato il prefetto Maria Rosaria Laganà. Creerà un comitato ad hoc per questa emergenza appunto con le forze dell'ordine in modo da capire come poter prevenire questi tipi di reato. Mezzi caricati su container o camion schermati per disattivare il GPS, colpi mirati e rapidissimi. Il sospetto è che dietro questo saccheggio nelle aziende agricole ci siano delle bande organizzate e specializzate, forse anche con basisti locali. Di qui la richiesta della Coldiretti di istituire una vera e propria task force per indagare su questi furti che rischiano di mettere in ginocchio molte aziende del territorio. Comunque i mezzi vengono caricati su dei camion, su dei rimorchi, perciò li portano via interi e nonostante abbiano gli antifurti, nonostante non abbiano le chiavi su, comunque hanno questi sistemi e poi non si sa bene dove vadano a finire. Poi chiaramente le assicurazioni dove nel caso sia assicurato chiaramente non coprono mai la spesa totale e uno si trova che ha speso magari anche 100.000 euro per un mezzo, si trova magari a distanza di poco, magari con valore, non dico dimezzato, ma quasi, insomma. Reddito di cittadinanza e quota 100, dopo l'approvazione del decreto è negativo il giudizio del mondo sindacale e produttivo della Marca. Reddito di cittadinanza e quota 100, il decreto è stato approvato dal governo ed ora i cittadini cominciano a fare i conti con proiezioni ancora molto incerte sui numeri dei potenziali aventi diritto. Secondo una classifica del Sole 24 Ore, per quanto riguarda reddito di cittadinanza sarebbero 18.500 le famiglie trevigiane coinvolte dal provvedimento, poco più del 5% del totale, con la Marca che si piazza al 102esimo posto nella classifica nazionale delle 110 province. Ancor più risicata
applicata la stima della CGIL, secondo la quale il reddito di cittadinanza interesserebbe nel trevigiano una platea di 10-15.000 persone. Per quanto riguarda le pensioni, sempre secondo la CGIL, i lavoratori che potrebbero usufruire di quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, a poter andare in pensione comunque con un assegno mensile ridotto sarebbero circa 30.000 persone in Veneto, tra le 4 e le 5.000 in provincia di Treviso. Ma al di là dei numeri, la manovra del governo suscita molte più critiche che plausi nel mondo produttivo e sindacale del nostro territorio, manovra di facciata che ha ipotecato il futuro economico del paese per la Camera del Lavoro. Il reddito di cittadinanza è un percorso a ostacoli che tra l'altro non dà vere risposte alla povertà, perché il tema vero è che percorsi di inclusione fai oltre l'aspetto economico, e quota 100 in realtà risponde solo parzialmente, molto parzialmente, alle esigenze del mondo del lavoro, perché l'esigenza vera del mondo del lavoro, in particolare a Treviso, è di chi è iniziato particolarmente giovane a lavorare nel loro ambito di lavoro. Non c'è niente per dare protezione a tutte le carriere lavorative discontinue che riguardano le nuove generazioni, cioè quelle persone che non entrano in una fabbrica e ci stanno là per 40 anni, ma cambiano 10-15 lavori e molto spesso hanno anche dei vuoti contributivi. Fortemente negativo nel merito anche il giudizio della Confartigianato della Marca Trevigiana. Noi riteniamo che si debba favorire il lavoro e non la vendita assistenziale. Questo sommato un po' anche alla questione di mandare in pensione gente prima rispetto al passato, chiaramente ci preoccupa perché non riteniamo che nei nostri territori ci siano forze giovani in grado di sostituire chi andrà in pensione. Ed ora i dati del rapporto annuale presentato oggi dalla Polizia Municipale di Treviso. I numeri raccontano di trevigiani più attenti ai parcheggi, ma anche ancora troppi furbetti del permesso disabili. Sentiamo. C'è chi purtroppo abusa del passo invalidi, magari rilasciato a favore della mamma piuttosto che della nonna, e lo utilizza impropriamente. Anche Treviso ha il suo piccolo esercito di furbetti del parcheggio disabili. L'ultimo caso qualche giorno fa in piazza San Francesco, con la protagonista che utilizzava il pass rilasciato per la mamma, che però da qualche tempo si era trasferita in un'altra città della Marca. Risultato: 100 euro per il carro attrezzi, sanzione da diverse centinaia di euro e decurtazione di 2 punti della patente. Ed è una delle tante situazioni che si ripetono costantemente a Treviso. C'è un intervento almeno una volta ogni 15 giorni, cioè parliamo di, che ne so, due casi ogni mese. In alcune settimane anche di più. Effetti di maggiori controlli della Polizia Municipale, riassunti nel rapporto annuale presentato a Cassugana. Tra i numeri positivi il calo delle multe per divieto di sosta. Un calo importante. Nel 2018 abbiamo registrato circa 24.000 divieti di sosta, tutto compreso. Nel 2017 erano 12.000 in più. Segno che maggiori controlli portano ad una maggiore disciplina dei conducenti, ma anche una maggiore considerazione dei cittadini verso il corpo della Polizia Municipale, visto che ha toccato quota 40 la media di segnalazioni giornaliere dei cittadini nella sala operativa di via Castello d'Amore. Un dato che fa dire al vice sindaco Andrea De Checchi. È forte volontà del sindaco e dell'amministrazione quella di allontanare la polizia locale, di allontanare gli agenti di polizia locale dalle scrivanie e vedere tante divise in strada. Vice sindaco che annuncia un giro di vite anche sulle deroghe per le zone a traffico limitato. Noi vogliamo una città aperta che sia facilmente percorribile, però non vogliamo gli abusi, quindi vuol dire che i permessi devono essere rilasciati in base alla concreta necessità. Se io sono residente in piazza San Vito, il mio permesso non mi deve consentire di passare per il Calmaggiore, cosa che nel passato avveniva. Ed ora i dati sui saldi nella Marca presentati dall'Associazione Commercianti, segnali positivi per una pratica che più di qualcuno vorrebbe abolire e segnali positivi anche per i centri storici rispetto ai centri commerciali. Saldo positivo per i saldi, un gioco di parole per definire un periodo dell'anno che da più parti si vorrebbe abolire, ma che almeno a Treviso ha dato per Natale degli ottimi risultati. Il consumatore quest'anno, ancora in percentuale maggiore rispetto all'anno scorso, dice che aspetta il saldo per fare acquisti. I saldi servono. Sono anche un buon strumento contro l'e-commerce.
Ma diciamo che è uno strumento per riportare traffico in negozio, per fidelizzare i clienti, insomma per farsi vedere, questo sì, tant'è che insomma gente ce n'era in giro. Infatti tra gli altri dati presentati dall'Associazione Commercianti, uno riguarda il confronto tra centri storici e centri commerciali. In realtà è un grande successo del negozio più tradizionale, che non vuol dire meno moderno, anzi, se riesce a competere a questo livello è perché nel tempo si è fortemente modernizzato, il quale, pur scontando per esempio i costi dei parcheggi, la difficoltà di accesso, mantiene agli occhi del consumatore lo stesso appeal. Ma questo è nei fatti perché Altro Consumo, per il quinto anno consecutivo, ci dice che i negozi tradizionali della provincia di Treviso sono i più competitivi d'Italia. Quindi prezzi buoni su ambienti belli funzionano se il resto del centro storico è vivo e attivo. Ciò che conta è creare un'atmosfera positiva. In questo senso le attività di animazione della città, se parliamo di Treviso ma non solo, sono sicuramente favorenti perché inducono il consumatore, cioè ciascuno di noi, ad avere un atteggiamento più rilassato e perciò più favorente dal punto di vista dei consumi. Potrebbe sembrare consumismo, in realtà un paese come il nostro non ha futuro se non riparte dai consumi interni. E uno dei mercati oggi maggiormente penalizzati proprio dai mancati consumi è quello dell'auto, con i concessionari costretti a chiedere un aiuto alla Regione. Si dovrebbe aggiungere un incentivo, a mio avviso, per poter far sì che il cliente, l'utente della strada possa essere anche invogliato, possa essere spinto a sostituire le auto vecchie che inquinano di più e sono meno sicure. Continua la battaglia degli imprenditori contro la cancellazione del Frecciarossa per Roma. La spiegazione di oggi, fornita da Trenitalia, fa arrabbiare ancora di più le categorie. Sentiamo. Lo chiamano già il treno romano che fa infuriare i veneti. È quello soppresso da Trenitalia e richiesto a gran voce dal mondo produttivo ma anche amministrativo della nostra regione. A capo della rivolta sui binari il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, che ieri aveva un appuntamento con i vertici della società ferroviaria statale per capire su quali dati poggiava la scelta di togliere dalle corse quella da Roma per Venezia del 6:18, con arrivo puntuale alle 9:40. Ma ieri l'appuntamento chiaritore è stato annullato, mentre oggi Trenitalia da Roma ha diffuso una nota dove si sottolinea che nessun treno è stato cancellato sulla tratta Venezia-Roma, è stata fatta solamente una rimodulazione dell'offerta perché la versione non stop non aveva un carico di passeggeri sufficiente per sostenere i costi del treno. Inoltre le variazioni fatte hanno immediatamente incontrato il pieno favore della clientela di diversi territori interessati. Inevitabile a stretto giro la risposta del mondo produttivo veneto, sempre più infuriato. Noi non vogliamo certamente essere presi in giro come tipo questo comunicato, ma vogliamo bensì essere nella trasparenza costruttivi per lo sviluppo di questo territorio. Vogliamo capire perché è stato cancellato, tutta la società si è mossa economica del Veneto, associazioni di categoria, professionisti, sindacati, imprenditori, direi che non manca nessuno all'appello e di conseguenza se tutto questo movimento di opinion leader si sono mossi vuol dire che questo treno serve proprio. Presidente, però intanto la situazione per i nostri imprenditori qual è? Che il treno delle 6:18 soppresso è stato sostituito con un treno alle 6:38 che arriva a Roma se è in orario alle 10:10 circa, ma quotidianamente i treni non arrivano mai in orario perché io lo prendo tutte le settimane in giorni diversi e perciò arriviamo a Roma quando la giornata è già persa perché non riesce ad arrivare negli uffici nei tempi giusti. E continuiamo a parlare di treni ma per tutt'altra situazione perché quella di oggi è stata una giornata di disagi a causa dello sciopero di 8 ore indetto da CGIL, CISL, UIL e UGL. I treni potranno salire in Italia vari attività di cancellazioni per lo sciopero del personale di Trenitalia Regione Veneto. Venerdì nero per i trasporti su rotaia in Veneto per lo sciopero del personale Trenitalia indetto dalle 9 alle 17 da CGIL con CISL, UIL e UGL. L'agitazione interessa circa 2.500 lavoratori regionali di Trenitalia che oggi hanno presidiato alcune stazioni con volantinaggio per spiegare all'utenza le ragioni della mobilitazione. A risentire maggiormente delle cancellazioni sono stati i pendolari e i turisti diretti a Venezia, Sacile e Vicenza.
Trenitalia ha provveduto in molti casi a delle sostituzioni con degli autobus. Nonostante tutto, sono diversi i turisti arrabbiati per la carente informazione al riguardo. Io non capisco bene che succede che non può andare a Venezia, c'è un treno. Un disagio pazzesco perché non c'è personale disponibile per dare informazioni e non c'è chiarezza su trasporti garantiti o meno. Le scritte sono ambigue, saltano, cambiano, quindi disorientamento. Lo sciopero ha preso in contropiede diversi viaggiatori. Sì, non me lo aspettavo assolutamente. Purtroppo devo prendere il Frecciarossa a Mestre che è all'1:30 e il mio treno regionale è stato cancellato, quindi se mi cancellano anche quello dopo sono spacciata. C'è poca informazione però a riguardo. Assolutamente nessuna. Migliori condizioni di lavoro, migliore servizio per gli utenti dei treni. Lo sciopero di 8 ore è stato indetto per protestare contro il nuovo corso intrapreso da Trenitalia nella gestione del personale, spiega Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt CGIL del Veneto. Le ferrovie annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna garanzia di continuità lavorativa. In condizioni lavorative molto pesanti rispetto ai turni e ai carichi di lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell'assistenza all'utenza e del commerciale. Inoltre molti interinali sono stati inseriti nei servizi a bordo dei treni. Siamo arrivati a 3 milioni di euro ed i bonifici continuano ad affluire sul conto corrente della Regione, aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni dei territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre. Il cuore grande dei Veneti, scrive il governatore Zaia, si sta manifestando ogni giorno di più con una generosità commovente, rappresentata in egual misura da grandi aziende che hanno versato migliaia di euro e di gente comune che ha donato ciò che poteva. Sono il primo ad essere quasi incredulo, continua Zaia, di fronte a tanta spontanea, meravigliosa generosità. Che altro dire? 3 volte grazie, scrive appunto il presidente del Veneto, e so che non basta a compensare questa straordinaria gara di solidarietà. Torniamo ora a parlare della carenza dei medici di famiglia a Ponzano. Dopo le lamentele dei residenti arriva la risposta dell'ULSS. Ho già firmato la carta per avere che si vergognassero che dobbiamo andare a Povegliano. Buona parte della popolazione la prende a cuore. Cerchiamo di ottenere 2 medici qua che resti in comune. Si allunga ogni giorno di più la lista di persone che a Ponzano firmano la petizione per chiedere all'ULSS 2 della Marca una soluzione al problema della carenza di medici di famiglia. Dal 1° dicembre infatti mancano all'appello 2 degli 8 medici di famiglia in servizio nel territorio comunale. Una dottoressa infatti è andata in pensione e l'altro medico, che condivideva con lei l'ambulatorio, si è trasferito a Povegliano. Circa 1500 pazienti sono rimasti a piedi. Per cercare di tamponare la situazione per qualche ora alla settimana, a Ponzano arriva un medico da Morgano, ma lamentano i cittadini non è certo sufficiente, un problema che la direzione dell'ULSS sta cercando di risolvere. Vediamo anche se c'è la possibilità di inserire qualche paziente oggi che ha difficoltà in sovrannumero, lo chiederemo al prossimo comitato aziendale che avremo qua a gennaio, per cui in qualche modo cercheremo di risolvere questa situazione che capiamo e comprendiamo sia una situazione oggi difficile. È chiaro che la cosa da fare per garantire un'uniformità è rivedere le zone, nel senso che oggi Ponzano, Povegliano sono un po' zone un po' difficili, per cui bisognerà ricalibrare in comitato aziendale dei medici le nuove aree, allora avremo più facilità a trovare medici che arrivano anche a Ponzano. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana del nostro telegiornale. Parliamo ora del tempo perché questa pioggia è già passata, torna il sereno nei prossimi giorni, ma le temperature sono destinate a scendere in picchiata. Arriva il vero inverno. Sentiamo il nostro esperto meteo, il generale Giancarlo Iannicelli.
passato appena un sistema perturbato, ha portato finalmente qualche precipitazione, questo ha favorito anche una diminuzione dell'inquinamento, si è dissolto, un po' si è disperso. La situazione però cambia ancora, abbiamo un anticiclone atlantico si espande su di noi, questo impedirà il passaggio di altri sistemi perturbati, quindi tendiamo di nuovo a un tempo stabile, naturalmente del tipo invernale, quindi le temperature scenderanno e si porteranno su valori più normali, ripeto, per questo periodo, quindi con gelate notturne, quindi prevediamo più in dettaglio per domani, sabato, inizialmente degli annuvolamenti residui e poi la tendenza al cielo sereno o poco nuvoloso. Attenzione durante la notte e nelle prime ore del mattino, qualche banco di nebbia in modo anche isolato. Per domenica cielo poco nuvoloso o sereno. I venti saranno deboli, di direzione variabile, e le temperature abbiamo detto, valori minimi intorno allo 0, qualcosa sotto per domani, poi gradualmente scenderanno fino a portarsi nel corso della settimana anche a valori di 3-4 gradi sotto lo 0. I valori massimi varieranno dai 4 ai 6-7 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso con tendenza al poco mosso. È tutto. Torniamo ora a parlare di Writers che imbrattano i muri della città di Treviso. Giorni fa, lo ricorderete, vi abbiamo raccontato quanto accaduto a Santa Maria del Rovere con vandali che hanno imbrattato i muri di una scuola ma anche dei parco giochi cittadini. In redazione intanto sono giunte diverse segnalazioni relative ad un'altra zona della città presa appunto di mira dai Writers. Vediamo. Presente e viva e rispondi la realizzazione a questa densità si annega il pensiero e un naufragar m'è dolce in questo mare. E il naufragar m'è dolce in questo mare. I versi dell'infinito di Leopardi fuoriescono dalla finestra dell'aula e risuonano tra le volte del portico di via Santa Chiara, nel centro di Treviso. Ma se l'orizzonte che si offriva agli occhi del poeta di Recanati era solcato da morbide colline e da siepi in grado di far stormire il vento e ispirare versi sublimi, lo sguardo che si para davanti al passante odierno è fatto di un mare caotico di scritte e segni impressi a colpi di bombolette spray sui mattoni a vista di questo palazzo storico, parte dell'antico monastero delle Clarisse, edificio dove oggi trovano sede aule e laboratori del liceo artistico. Non spiccano scritte ingiuriose o volgarità e nemmeno quei simboli e slogan politici estremistici che fanno ormai da ornamento ai muri delle città. Questo è un tripudio di graffiti di ogni genere, parole e soprattutto simboli e firme stilizzate dalle fattezze spesso incomprensibili. Fatto sta che seppur in un angolo di città poco battuto, questa singolare opera d'arte collettiva non è passata inosservata e più di qualcuno, vuoi per la vicinanza col museo di Santa Caterina, letteralmente dietro l'angolo, o vuoi perché il passo tra arte e spigassi, come si dice, può essere molto breve, più di qualcuno ha storto il naso, parlando apertamente di degrado. Non è questa la sede per decidere se il muro dei graffiti di via Santa Chiara debba essere salutato come un esempio di arte urbana, contraltare ai capolavori del passato racchiusi a Santa Caterina, o se sia invece più opportuno trovare un'altra lavagna dove i writers possano esercitarsi. In attesa di un pronunciamento della giunta o di qualche esperto d'arte, possiamo solo avanzare l'auspicio che la qualità dei graffiti si elevi sempre più, così da poter dire, come il poeta, che tra questa immensità s'annega il pensier mio. Questa sera alle 21:15, come ogni venerdì, nuova puntata di 40, il programma di Antenna 3 con le immagini storiche del nostro territorio prese dagli archivi della nostra emittente che festeggia i 40 anni di vita. Tra gli ospiti di questa sera in studio Giuliano Vernier, volto storico del Partito Comunista Trevigiano e Veneto, che commenterà anche un'intervista a Giorgio Almirante registrata a Treviso nel 1980. Sentiamone un passaggio. Al microfono l'onorevole Giorgio Almirante, segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Voi da anni vi battete per un ritorno del corporativismo. Non ritiene che il nostro paese sia già un paese di corporazioni e purtroppo questo non sia positivo? Guardi, è la guerra delle parole. Si dà al termine corporativismo una interpretazione che è esattamente all'opposto
delle origini storiche della parola. Il corporativismo nel tempo fascista significa superamento degli interessi egoistici delle singole categorie per abbracciare gli interessi concordi delle categorie in un quadro di uno Stato che noi chiamiamo Stato nazionale del lavoro, cioè di uno Stato che sia attento e alla tutela dei valori tradizionali e direi soprattutto alla tutela dei valori sociali. Io sono corporativista in questo senso. Per concludere, una domanda di prassi. Cos'è oggi per voi l'antifascismo? L'antifascismo è nostalgia dell'irripetibile. Tra pochissimo torna a 20:10, questa sera ospiti in studio Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso, e Davide Visentin della lista Mario Conte Sindaco. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre al nostro meteo, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere stabile il tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche un po' coperto, un po' ovunque. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi. Massime comprese tra i 3 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino avremo nubi su tutti i settori montuosi, mentre altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore, nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizione di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al pomeriggio sui settori meridionali, ma senza piogge. Temperature minime comprese tra i -1 e 0 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.